L'autopsia sul corpo di Adriano Armelin, più colpi violenti alla testa, compresa una bottigliata fatale all'83enne. L'avvocato dell'assassino ora è consapevole di ciò che ha commesso. Depositata la perizia sull'incidente in A28 in cui hanno perso la vita Sara e Jessica. Per la procura le uniche responsabilità sono quelle del pirata piombato sull'auto delle ragazze a 180 all'ora. Accoglienza profughi, l'ordinanza della protezione civile lascia troppi nodi ancora irrisolti secondo molti sindaci. L'amarezza del presidente Anci Conte, i comuni restano senza aiuti. Finita l'emergenza roghi resta la rabbia sull'altopiano di Asiago. Il sindaco di Gallio si rivolge direttamente ai piromani, dovrebbero cancellarli dalla faccia della terra. Cozze e alghe ricoprono le paratie del Mose senza manutenzione, indaga la Guardia di Finanza per ordine della Corte dei Conti. Il 24 aprile scatta il Bomba Day a Montebello Vicentino per rimuovere un ordigno della Seconda Guerra Mondiale inesploso. Sarà chiusa anche la tratta ferroviaria. Al Teatro Sant'Anna di Treviso uno spettacolo particolare per avvicinare i ragazzi delle medie dell'Istituto Stefanini al mondo dell'artigianato. Sul palco gli Alcuni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. L'ordinanza della Protezione Civile Nazionale pubblicata in queste ore lascia troppi nodi ancora irrisolti secondo i sindaci, dalla Tari al medico di base. Chi paga? Contributo di sostentamento. Sostentamento. Cosa intendi tu per sostentamento? 300 euro al mese per 3 mesi più altri 150 per figlio a carico fino all'età di 18 anni. L'ordinanza di protezione civile che assegna ai profughi ucraini che abbiano autonomamente trovato una sistemazione un contributo per sostentamento lascia ancora troppi nodi da sciogliere. Chi pagherà la quota in più per persona per il conferimento dei rifiuti? Chi contribuisce alle utenze che con i rincari delle ultime settimane lieviteranno? Chi sosterrà l'assistenza di pediatri e medici di base che saranno loro assegnati una volta in possesso di tessera sanitaria? Insomma, l'ordinanza dell'accoglienza rischia di trasformarsi in un boomerang. Ci troveremo a avere, ovviamente in base al numero di abitanti nell'abitazione, ovviamente un aumento dei costi. Sarà da individuare se lo Stato individuerà delle modalità di compensazione rispetto a questo o di intervento proprio a beneficio di questo. Attualmente non esiste nessuna piattaforma attraverso cui fare domanda di contribuzione autonoma. Se devono fare questi passaggi nelle piattaforme, sicuramente con persone che hanno difficoltà anche di capire la lingua, credo che ci sarà la necessità di individuare chi potrà aiutare nel fare questo. Nella stessa piattaforma invece gli enti del terzo settore o enti religiosi che stanno accogliendo dovranno compilare la manifestazione di interesse per accedere al pocket money di 33 euro fissato al giorno per profugo, con un massimo di 15.000 posti disponibili. Oggi il Ministero dell'Interno ha aperto altri 1.000 posti. Ed è un ampliamento di 1.000 posti che va a scadere al 12 di maggio e anche questa è un'altra cosa che è uscita, che è emersa rispetto alla giornata odierna. Poi ci sono i minori non accompagnati che saranno accolti nelle strutture. Chi pagherà per loro? Sono preoccupata anche perché in condizioni ovviamente poi di disabilità rientreranno sicuramente i comuni a dover rispondere rispetto a quello che sono anche le funzioni che noi abbiamo delegato all'azienda sanitaria. Secondo il presidente dell'Anci Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte, i comuni resteranno ancora a bocca asciutta. Ai comuni in questo momento rimane soltanto la responsabilità di gestire questa emergenza profughi che provengono dall'Ucraina. Comuni ancora una volta lasciati soli. Mario Conte, presidente Anci, con amarezza ammette che l'asse con il territorio non c'è. Di fatto al momento non sono previsti aiuti alle strutture comunali che invece si stanno occupando e vogliono occuparsi di tutti quei servizi collaterali importantissimi come l'inserimento scolastico o anche dei percorsi psicologici, visto che la maggior parte delle persone arrivate fino ad oggi sono soprattutto donne ma bambini. Bambini in fuga dalla guerra che potrebbero aver bisogno di cure anche psicologiche oltre che del pagamento della mensa e dei servizi accessori, costi che le amministrazioni saranno comunque costrette a sostenere. Ma noi chiediamo
che questa partita deve essere gestita in sinergia con tutti i protagonisti del nostro territorio. I comuni sono un perno fondamentale e non possono essere esclusi nemmeno dalla partita economica. Conte non quantifica, ma contesta il pocket money da 33 euro che equipara i profughi ucraini a tutti quelli fino ad ora transitati nel nostro territorio. Come primo cittadino del comune di Treviso, intanto, Conte conferma il pugno duro verso i furbetti delle case popolari. A breve partiranno le prime decadenze. Tutti coloro che ad oggi si sono macchiati di questo tipo di comportamento nelle prossime settimane riceveranno degli avvisi, in molti casi delle decadenze, perché non voglio più tollerare comportamenti che non corrispondano a quanto previsto dalla legge. Una delle prime decadenze potrebbe essere, e Conte non lo esclude, proprio l'assegnazione dell'alloggio popolare alla famiglia di Ronny Levakovic, il 25enne rom, che tra i suoi beni annoverava anche l'auto di lusso che ha provocato l'incidente in cui sono morte sul terraglio Mara Visentin e Miriam Cappelletto. Seviziato e picchiato con una bottiglia, colpito più volte alla testa e al viso, il marocchino ha agito sotto l'effetto di alcol. È questo l'esito dell'autopsia sul corpo di Adriano Armelin, ucciso a Pieve di Soligo. I primi riscontri avevano già raccontato la terribile verità di quella sera, una mattanza, una violenza inaudita che ha provocato la morte dell'83enne Adriano Armelin. Questa mattina l'esame autoptico, dalle indiscrezioni che sono trapelate, l'anziano è stato colpito più volte alla testa e al viso con una bottiglia, colpi che hanno provocato un trauma cranio-facciale, riscontrate anche una lesione a livello toracico-addominale ed una al collo, probabilmente dovuta al violento pestaggio dell'anziano che aveva le mani e i piedi legati. Il marocchino avrebbe agito sotto l'effetto di alcol. Presente durante l'autopsia anche il consulente di parte incaricato dalla difesa, l'avvocato di Mohamed Boumarouane, Filippo Viggiano, attende di vedere la relazione dell'anatomopatologo, parla delle lesioni visibili. Io ho parlato delle lesioni inferte taglienti, poi ci possono essere altre lesioni ancora non sono conosciute e che emergeranno eventualmente. Una vicenda chiara, come la definisce legale, ma non nei dettagli, ma nella sostanza. C'è stata un'aggressione da cui poi è derivata la morte. C'è poco da fare, ecco, questo è il discorso. Fino ad ora il 36enne non ha voluto parlare, ma presto lo farà davanti al pubblico ministero. Racconterà la sua verità, dice l'avvocato. Ripeto, di spiegare la verità ovviamente in una cornice di ammissione di responsabilità, insomma, ecco, senza andare a prendere in giro nessuno né a mancare di rispetto per nessuno. Poi aggiunge, si è pentito. Mezza ha superato comunque il primo momento, insomma, la consapevolezza di aver cagionato una tragedia a un'altra persona. Ma la brutalità con la quale ha ucciso l'anziano rimane in quelle immagini, in quella corda usata per legarlo. Il funerale di Adriano Armelin si potrebbe svolgere sabato nella chiesa di Pieve di Soligo. Il sindaco Stefano Soldan ha ribadito con forza che non autorizzerà nessuna manifestazione, come era annunciato da Lega e Fratelli d'Italia. Questo però non è il momento, questo è il momento di una comunità che è in lutto e che deve attendere il tempo dei funerali e soprattutto anche una condivisione di quelle che devono essere le manifestazioni. Dispiace dover dire di no, però credo che il tempo del lutto vada rispettato da tutti e soprattutto vada rispettata la figura di Adriano per quello che è stato e per quello che ha subito. Ed è stata depositata questa mattina la perizia sull'incidente in A28 nel quale hanno perso la vita le due cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Per il consulente della procura le uniche responsabilità sono quelle dell'imprenditore che con il fuoristrada è piombato sulla Panda delle due giovani a 180 all'ora.
A causare l'incidente del 30 gennaio lungo l'autostrada A28, costato la vita alle due cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, è stato unicamente il tamponamento alla Panda su cui viaggiavano le vittime da parte della Land Rover condotta dall'imprenditore Dimitre Traikov, che procedeva a una velocità approssimativa di 180 km/h, ben oltre il limite di 130. Sono le conclusioni della perizia sulla dinamica del tragico sinistro redatta dall'ingegner Pierluigi Zamuner su incarico della Procura della Repubblica di Pordenone, che conduce l'inchiesta per omicidio stradale e omissione di soccorso a carico di Traikov, tuttora agli arresti domiciliari. Quella sera di 2 mesi fa l'imprenditore si era messo alla guida del fuoristrada per provarlo, ma nel tratto tra Villotta e Azzano Decimo, poco lontano dalla sede della sua azienda, era andato addosso alla Panda delle due cugine che rientravano da una giornata al mare insieme alle figliolette di Sara di 2 anni e mezzo e 5 mesi. La Land Rover è arrivata sulla Panda al doppio della velocità, 180 all'ora contro i 90 a cui procedeva l'utilitaria, impattando sul lato sinistro su cui sedevano, sul sedile anteriore e su quello posteriore, Sara e Jessica, morte sul colpo. La perizia del consulente della procura non fa invece emergere nessuna responsabilità da parte di Sara, che era al volante della Panda. Dopo lo scontro, Traikov, che ora è assistito dall'avvocato Gianni Massanzana, si era allontanato dal luogo dell'incidente. Gli agenti lo avevano poi rintracciato a casa sotto l'effetto dell'alcol, uno stato, conclude il perito, che potrebbe aver contribuito a causare il tamponamento. Ed ora il dramma della morte del piccolo Anas, investito ed ucciso a Padova in via del Plebiscito lunedì pomeriggio. Attorno alla famiglia si sta stringendo tutta la comunità marocchina. Mi dispiace, l'unica cosa che ti dico, mi dispiace, non hai niente da dire, mi dispiace. Non si dà pace Idris, il papà del piccolo Anas. Lunedì pomeriggio la vita della sua famiglia è cambiata. Si è spento il sorriso del suo bambino più piccolo, 3 mesi di vita e di sorrisi. Quei sorrisi che lasciano spazio alle lacrime, le sue di padre e di marito, quelle di Fatima, madre, moglie, compagna di vita, quelle di un'intera comunità che si stringe attorno a loro. L'associazione marocchina di Padova ha da subito attivato ogni sua energia. Le donne fanno compagnia a Fatima, la vanno a trovare, raccolgono i suoi lamenti e pensano al sostentamento della famiglia portando del cibo. Gli uomini della comunità cercano di essere accanto a Idris e stanno organizzando una cena di condoglianze che dovrebbe tenersi nell'ex scuola di Mortise. La salma di Anas non è ancora stata restituita alla famiglia, ma è possibile che il funerale abbia 2 momenti, un saluto in Italia e l'altro in Marocco, dove lo attendono i nonni. Nel frattempo continuano le indagini della magistratura, che hanno affidato ad un esperto la ricostruzione dell'investimento. L'automobilista che lunedì ha ucciso Anas è stato indagato con l'accusa di omicidio colposo. 45 anni, anche lui di nazionalità marocchina, è stato lui a prestare i primi, purtroppo inutili, soccorsi al neonato. Ennesimo atto vandalico contro la sede del Partito Democratico di Cadoneghe, che nella notte è stata imbrattata con delle Z, simbolo dell'aggressione russa in Ucraina. Le scritte sono state cancellate, ma ancora si intravedono le Z, simbolo dell'invasione russa all'Ucraina, sulla bacheca esterna del pannellino dell'insegna del PD nella sede di via Gramsci a Cadoneghe. Non si tratta però del primo atto vandalico. 10 giorni fa era stato staccato il pannellino e nel 2021 erano stati attaccati adesivi oltraggiosi, sempre qui. C'è preoccupazione per questo nuovo atto di violenza materiale nei confronti di una sede politica, una preoccupazione che coinvolge i vertici regionali del Partito Democratico che chiedono maggiore sorveglianza. Io penso che questi fenomeni, questi atti non debbano essere considerati episodi isolati, ma stanno esattamente dentro quel clima di intimidazione che da troppo tempo nel comune di Cadoneghe si respira nei confronti del Partito Democratico. Al circolo naturalmente va la solidarietà mia, del gruppo regionale del Partito Democratico e di tutta la nostra comunità politica. Ed ancora con la politica, perché il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno delle opposizioni che cancella la risoluzione votata nel 2016 a favore dell'annessione russa della Crimea. Esulta il Partito Democratico. Esattamente quello che è
Il 2 marzo il Consiglio regionale del Veneto aveva votato all'unanimità un documento unitario che condannava l'aggressione russa all'Ucraina, un testo che univa 6 diverse risoluzioni presentate dai vari gruppi consiliari. Ma secondo le opposizioni si trattava solo di un primo passo verso una posizione che ora si è completata attraverso l'approvazione di un ordine del giorno a prima firma del capogruppo del Partito Democratico Veneto Giacomo Possamai, con la quale Palazzo Ferrofini ha di fatto sconfessato il riconoscimento dell'annessione russa della Crimea, votato a Palazzo Ferrofini con una risoluzione nel 2016. Era stato un atto sbagliato, come denunciato all'epoca dai consiglieri di opposizione, un atto ancora più sbagliato alla luce di quello che vediamo in queste settimane con una guerra scellerata da parte di Putin nei confronti dell'Ucraina. Il provvedimento impegna la Giunta regionale nell'interlocuzione con il Governo, il Parlamento nazionale e le istituzioni europee a non considerare valido il contenuto della risoluzione licenziata il 18 maggio 2016, dove si chiedeva di riconoscere la volontà espressa dal Parlamento di Crimea e dal popolo mediante un referendum, e venivano attaccate le sanzioni decise allora contro la Federazione russa, definite scellerate e irresponsabili anche alla luce della sicurezza internazionale. Ma era importante che venisse cancellata una pagina buia di questo Consiglio regionale, quella in cui il Veneto aveva di fatto riconosciuto un'invasione, di fatto riconosciuto l'annessione della Crimea da parte della Russia, e alcuni esponenti regionali avevano anche rivendicato questa scelta. Secondo noi era importante in un momento come questo che non ci fosse spazio per ambiguità o per posizioni non chiare, quindi che il Veneto sancisse con chiarezza da che parte sta. Il Covid, ora l'aumento dei contagi in Veneto fa mantenere alta l'attenzione soprattutto nelle case di riposo, dove resta la quarantena per i contatti di positivi e lo screening sul personale sarà ogni 4 giorni, necessario per proteggere i più fragili, dice il presidente dell'Uripa, ma il vaccino qui ha fatto miracoli con questi numeri. In passato contavamo i morti. Dopo 2 anni cesserà domani lo stato di emergenza Covid in Italia. Inizia una nuova fase di convivenza con il virus che proprio in questi giorni ha rialzato la testa. I contagi sono in aumento. Oggi in Veneto altri 7.874 nuovi positivi, 15 decessi e 24 nuovi ricoverati, e si registrano molti focolai nelle RSA. Così, mentre dal 1° aprile si allenteranno le restrizioni, nelle case di riposo la Regione ha deciso di mantenere alto il livello d'attenzione con la quarantena per i contatti dei positivi ed il tampone ogni 4 giorni per il personale. Lo sforzo è uno sforzo straordinario, lo facciamo, è l'unico modo per circoscrivere la diffusione del virus. Sugli ospiti il tempo è un po' più lungo perché facciamo ogni 10 giorni, però di fatto questa è la situazione. Fortunatamente all'alto numero di positività non corrisponde un alto tasso di ospedalizzazione e di morte. Quando avevamo numeri, ricorderete, anche inferiori nel passato, contavamo i decessi. Oggi riusciamo fortunatamente solo a contare i contagi. La vaccinazione è stata per noi, credo, più di qualunque altra categoria, una manna dal cielo. Uno sforzo organizzativo che viene richiesto alle strutture per proteggere le persone più fragili in questa fase alta di circolazione del virus. Per quanto riguarda le visite, salvo in caso di focolai, dice il presidente dell'Unione Case di Riposo, si sta cercando di fare il massimo. Noi non stiamo facendo altro che cercare di proteggere questa popolazione fragile nel rispetto delle regole. Chiaro che in questo momento, dove abbiamo visto che il vaccino ha una sua funzione, le visite sono sicuramente aumentate rispetto a prima, c'è un maggior spazio, adesso arriverà anche la primavera, per cui speriamo che gli spazi all'esterno favoriscano anche questo aumento della possibilità delle visite. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Finita l'emergenza roghi, resta la rabbia sull'altopiano di Asiago. Il sindaco di Gallio si rivolge direttamente ai piromani con parole dure.
caro piromane, caro elemento strano, caro elemento da cancellare da questa terra. Pensa ai rischi che hai messo in atto per le vite di chi sopravvola con l'elicottero queste fiamme e chi rischia e chi ha rischiato la vita per invece salvare anche il tuo patrimonio. E questa volta a trasformarsi in fuoco sono le parole del sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, parole rivolte ai responsabili dei 2 grandi incendi che hanno visto bruciare l'altopiano in questi 7 giorni. In fiamme più di 100 ettari di bosco in una settimana. Prima l'incendio che ha colpito le montagne a ridosso di Stoccaredo di Gaglio, fermato per un soffio lì a 2 passi dalle case abitate. Poi i 2 giorni di fiamme a Foggia, in località Costalta, 4 focolai che hanno fatto rimanere l'altopiano 48 ore con il fiato sospeso, 7 giorni dove i vigili del fuoco, la protezione civile e il servizio antincendio boschivo con i suoi Canadair hanno lavorato ininterrottamente per via cielo, rifornimento dopo rifornimento e a terra, metro dopo metro, per spegnere un fuoco che sembrava non volersi arrendere. Incendi difficili da dimenticare, tanta la paura, ma tanti anche i danni ambientali lì su quelle montagne che dipingono la natura dell'altopiano. Pensa a quello che hai fatto, pensa che quella casa lì vicino potrebbe essere stata la tua, pensa magari agli animali morti, pensa ai rischi che hai creato per i bambini, per chi transita su quella strada, per chi vive e per tutti i volontari che rischiano e hanno rischiato la propria pelle per recuperare il danno che tu hai fatto. A Venezia ora cozze e alghe ricoprono le paratie del Mose, indaga la Guardia di Finanza per ordine della Corte dei Conti. Da quando sono state immerse in mare nel 2013, le paratoie del Mose sono tappezzate da cozze e alghe. Le dighe in 9 anni senza manutenzione sono diventate l'habitat ideale per i molluschi che hanno completamente ricoperto le superfici immerse. Salsedine e mitili hanno fatto sparire in alcuni punti il colore giallo con l'antiruggine. A dimostrarlo sono le immagini realizzate dalla Guardia di Finanza nelle ispezioni effettuate dal reparto operativo aeronavale che con i loro sub e il personale su barca hanno fatto sollevare le paratoie per documentare lo stato in cui versano i cassoni senza manutenzione. Da quando sono iniziate le grane per il consorzio Venezia Nuova, con lo stallo dei lavori e della relativa manutenzione, la Corte dei Conti ha fatto intervenire la Guardia di Finanza per verificare sul campo in quale stato di conservazione si trova il Mose. Le ispezioni furono realizzate in primavera e in estate dell'anno scorso alle bocche di porto. Le paratoie furono sollevate e i sub si immersero per riprendere da vicino le pareti incrostate. Dalla barca furono ripulite con un raschietto delle piccole aree per constatare che l'antivegetativo aveva evitato il peggio. Gli accertamenti delle fiamme gialle furono in grado di escludere un degrado irreparabile, ma fu constatato che senza una ordinaria manutenzione sarebbero potuti insorgere ulteriori danni. Secondo il progetto, ogni paratoia dovrebbe essere sottoposta ad una manutenzione ordinaria ogni 5 anni, ogni 15 anni una manutenzione straordinaria. Tutto ancora da fare. L'inchiesta della Corte dei Conti intanto va avanti, dovrà appurare eventuali costi aggiuntivi legati all'insorgere di queste problematiche, ai ritardi dei lavori, alla mancata manutenzione. Nel frattempo, l'impasse del consorzio Venezia Nuova è stato superato, i lavori di completamento del Mose sono in fase di riavvio, ma la manutenzione delle 78 paratie mobili aspetta ancora. Andiamo ora nel Vicentino, scatta il Bomba Day a Montebello Vicentino, sarà domenica 24 di aprile. Sarà domenica 24 aprile il Bomba Day a Montebello Vicentino, giorno in cui l'ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale trovato nell'area di cantiere della TAV sarà trasportato e fatto brillare alla cava di Alonte. Operazioni che inizieranno alle 7 del mattino con lo sfollamento di 116 residenti e saranno concluse nel primo pomeriggio. Stiamo predisponendo una struttura per accogliere le persone questa mattinata. Chi ha problemi fisici li abbiamo già individuati e saranno ospitati dalla casa di riposo e comunque ci sarà sempre un referente della USL nel qual caso ci fosse un'emergenza.
A coordinare la task force riunita oggi in prefettura sarà il prefetto Signoriello, che adotterà una direttiva operativa per delineare il piano degli interventi. Dagli uomini della questura, che si occuperanno del controllo dell'area e scorteranno l'ordigno fino al disinnesco, all'ambito dei servizi con gli addetti che dovranno disalimentare le reti elettriche e del gas per garantire l'intervento in sicurezza. Per fare il tutto sarà costituito un centro di coordinamento soccorsi per gestire i diversi soggetti coinvolti. Verrà chiuso il tratto ferroviario di Montebello, che rientra nel raggio di sicurezza individuato di 468 metri. L'impatto più forte purtroppo è proprio sul sistema ferroviario, che ricade all'interno di quel raggio di sicurezza che è assolutamente necessario, e questo comporterà l'esigenza di una sospensione della tratta ferroviaria. Peraltro è una tratta ferroviaria molto importante, e proprio per questa ragione peraltro la facciamo di domenica per cercare di impattare il meno possibile non soltanto sul trasporto merci, ma anche sul trasporto di pendolari. Al Teatro Sant'Anna di Treviso uno spettacolo particolare per avvicinare i ragazzi al mondo dell'artigianato. Sul palco gli alcuni. Confartigianato Imprese della marca trevigiana ha pensato di organizzare per voi questo spettacolo. Ottima idea, veramente ottima idea, bravo. Che spettacolo di mestiere. Chiedimi, che cos'è questo spettacolo? Che cos'è questo spettacolo? Che spettacolo di mestiere è un modo per presentare il mondo dell'artigianato in modo diverso. A chi? Ai ragazzi, soprattutto alle scuole primarie di primo grado. Quindi tu mi stai dicendo che oggi... Sì, ho capito. Quindi tu mi stai dicendo che oggi qui ci sono dei ragazzi? Sì, stanno arrivando. Oggi proprio presenteremo questa storia ai ragazzi dell'Istituto Stefanini di Treviso. Hai capito? Uno spettacolo per spiegare alle nuove generazioni le sfaccettature del lavoro artigianale. Così gli alcuni, in collaborazione con Confartigianato Impresa marca trevigiana, mette in scena al Teatro Sant'Anna di Treviso Che spettacolo di mestiere, davanti a 69 ragazzi delle classi medie dell'Istituto Stefanini di Treviso e i loro docenti. I ragazzi vedono lo spettacolo e quando escono che cosa hanno in più? Secondo me conoscono meglio il mondo dell'artigianato, perché l'idea è ti sembra poco? No, mi sembra molto importante, però chiedimi, ma con che modo fate questa cosa qua? Volevo chiederti una cosa, con che modo voi fate questo lavoro? Sì, noi abbiamo pensato di... Bravo, sei molto gentile. No, ho finito, scusami, non ho finito. Di intervistare gli artigiani, ma soprattutto di fare un gioco con i ragazzi, perché Confartigianato ha pensato di premiare la classe che riesce a rispondere correttamente alle domande che faremo con un tablet. Sempre più vediamo l'esigenza di far conoscere ai ragazzi le figure professionali che purtroppo un po' alla volta vengono a scomparire. Avvicinare i ragazzi e far loro capire quali opportunità ci sono nel mondo dell'artigianato, in modo tale che possano fare delle scelte professionalizzanti. Un progetto che unisce scuola e impresa in maniera dinamica e divertente, invitando così i ragazzi a guardare il loro futuro con un mix di ingegno, capacità di innovare, creatività, abilità manuale, flessibilità e una forte passione. Cercare aziende come la nostra, che sono più che disponibili a dare una possibilità di imparare, di cimentarsi in degli percorsi che poi possono portare ad un'assunzione o un inserimento in squadra. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri TG, grazie per averci seguito. In chiusura vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Le condizioni meteorologiche cambiano drasticamente sull'Italia. La perturbazione atlantica infatti causerà un tempo instabile ancora per qualche giorno. Vediamo il dettaglio di giovedì 31 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio. In pianura saranno all'inizio diffusi e di moderata entità, poi via via più radi e a carattere sparso a partire dalla serata. Temperature sostanzialmente stazionarie, localmente in lieve calo, minime tra 7 e 9 gradi, massime comprese invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il cielo sarà coperto con piogge deboli o moderate un po' su tutta la regione, più abbondanti sulla fascia orientale, su Alpi e Prealpi Carniche, deboli nevicate a partire dai 1300-1500 metri. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui il tempo rimane perturbato con rovesci frequenti, localmente anche forti. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.